Lorenzo Cristea è deceduto poco dopo l'arrivo all'ospedale di Castelfranco, dove è stato portato dai suoi amici. C'è un altro ventenne di Zero Branco che è in gravissime condizioni, lotta tra la vita e la morte, e poi ci sono 2 feriti lievi. Questo era un gruppetto formato da 7 ragazzi. Gli aggressori invece sono altri 2 ragazzi, 2 nordafricani, sui quali pendono delle accuse piuttosto pesanti, soprattutto su uno. Le indagini naturalmente sono in corso, il tenente colonnello ci ha spiegato che si è trattato di una situazione molto al limite, l'alcol viaggiava, diciamo, ad alti flussi, questi ragazzi probabilmente erano armati, un coltello insanguinato è stato trovato, forse c'è un secondo coltello però di cui per ora non c'è traccia. Quel che è certo è la facilità di questi ragazzi non solo di venire alle mani, ma di in qualche modo gettare via la loro vita. La lite è iniziata in prima battuta all'interno del locale, quindi c'è stato un primo contatto tra questi 2 gruppi, in realtà un gruppo un po' più numeroso e questi 2 soggetti di origine marocchina, lite per la quale poi questi 2 soggetti sono stati allontanati dal locale dai buttafuori. Questo ha, come dire, fatto nascere una sorta di rivalsa che ha portato i 2 giovani, per quello che abbiamo potuto ricostruire sempre dalle attività investigative che abbiamo svolto sul posto, a un atteggiamento di sfida all'uscita del locale che ha portato appunto il gruppo di giovani a confrontarsi anche in modo aspro attraverso vere e proprie insomma, collutazioni. E nel corso della rissa appunto è spuntato almeno un coltello e attraverso questo poi l'esito è stato mortale per il Cristea Lorenzo e come dire grave per gli altri che appartenevano a quel gruppo. Quindi questi 2 ragazzi nordafricani molto giovani, peraltro non sono tutti giovanissimi, nonostante fossero anche in qualche modo di meno, no? Perché loro erano solo 2, non hanno esitato a piazzarsi lì, a tendere un agguato in qualche modo all'altro gruppetto di giovani. Sì, allora parliamo di un contesto chiaramente alterato, nel senso che parliamo di una discoteca alle 3-4 di notte, quindi all'uscita di un locale notturno e quindi è chiaro che tutto questo può aver contribuito a esacerbare gli animi e a portare poi a un esito così grave e così, diciamo, violento. Avete però un video, no, di una persona che era lì, un avventore insomma che vi ha fornito questo materiale prezioso a questo punto. Sì, è un materiale molto prezioso perché ci ha consentito di capire quantomeno chi era presente, quali erano i contendenti e ci servirà ancora a fare gli approfondimenti per definire un po' i ruoli di quello che sono i protagonisti, però ecco, ci dà già un'idea di quello che possono essere le responsabilità che comunque poi andranno provate.